Sì, torna finalmente venerdì ECG a Valdobbiadene, devo dire da quest'anno ancora con maggiore qualità e coinvolgimento sia di locali, abbiamo 13 bar non solo del centro, delle vie che portano in centro, ad ogni locale è associata una cantina di Valdobbiadene di ECG, ma poi abbiamo soprattutto le piccole produzioni locali, prodotti tipici del territorio e intrattenimenti musicali lungo le vie del centro. Grandissima qualità in quello che viene proposto. Noi puntiamo su eventi non dai grandi numeri, ma dalla grandissima qualità, sì, perché è quello che si aspetta il residente a Valdobbiadene, i cittadini, ma quello che si aspetta anche chi viene a visitare Valdobbiadene, il turista, che dalla qualità del territorio, del paesaggio, alla qualità di ciò che si mangia e si beve nel nostro territorio, alla qualità dei servizi che vengono offerti e alla qualità degli eventi. Venerdì OCG ne è esempio, coinvolgimento di tante attività produttive private, del commercio locale e dell'agricoltura, e coinvolgimento di tante associazioni, in primis l'associazione Valdobbiadene nel Cuore, che anima il distretto del commercio, e un ringraziamento particolare al manager del distretto del commercio di Valdobbiadene, Gigino Longo, e quindi ad Ascom Confcommercio, ma anche la Camera di Commercio di Treviso e Belluno e Banca Prealpi, tutti i sostenitori di questo evento, che in realtà non è un evento, sarà un appuntamento fisso nei prossimi 6 mesi, l'ultimo venerdì del mese, da qui, da fine maggio a fine ottobre. Quindi l'invito è venite a Valdobbiadene. Venite a Valdobbiadene, anzi per molti è tornate a Valdobbiadene. Valdobbiadene saprà come sempre accogliervi con grande calore, grande affetto, ma soprattutto con grande sincerità in quello che fa, come in Venerdì OCG, la qualità, l'autenticità di quello che viene offerto a chi viene a Valdobbiadene è fondamentale. Grazie. Grazie a voi.